I 50 anni del Conegliano Valdobbiadene, Prosecco superiore di OCG, festeggiati nel castello di San Salvatore qui a Susegana, con lo street food di uno chef stellato. Cosa volete di più dalla vita? Andiamo al di sopra di tutti gli altri prosecchi. Un buon bicchiere di Prosecco superiore e la bomba di Nico Romito. E il panorama anche, direi. È un'esplosione di gusti con una fantastica crema al limone, ne mangerei altri 2. Cosa beviamo? Beviamo un biologico e quando si beve bene, sempre bene. Tra un bicchiere di vino e l'altro c'è tempo di scrivere una ricetta. Sì, la ricetta del maiale fondente. Morning, where are you from? United States. No. South Carolina. Questo è un prosecco decisamente emblematico e riconoscibile benissimo anche il terreno. È una versione extra dry, piuttosto secco al naso già e poi in bocca. Muy buena. Ma questo non è Prosecco superiore. No, ho deciso di concludere con un Barzemino Io e Frontolo, perché ormai il Prosecco l'ho già abbondantemente assaggiato. Credo che la storia, il patrimonio territoriale, il fatto di coinvolgere molte persone, una comunità intera tra Conegliano Valdobbiadene sia la vera identità del Conegliano Valdobbiadene. 4, anzi 5 chef stellati abbiano accolto il nostro invito e abbiano dato il meglio di sé. Credo sia estremamente importante per evidenziare che qualità del cibo ed eccellenza del Conegliano Valdobbiadene vanno perfettamente d'accordo. Dobbiamo essere sempre più impegnati in questa direzione. La candidatura a diventare patrimonio UNESCO delle colline del Prosecco superiore di Conegliano Valdobbiadene voglio proprio essere questo: mettere in risalto il paesaggio, ma nello stesso tempo mettere in risalto l'identità di una comunità, e credo che se dovessimo ottenere questo importante risultato sarebbe una vittoria per tutta la comunità.